Con Mestre l'allerta meteo da codice rosso, visti i 10 sforamenti che ha previsto anche lo stop ai furgoni, e il sindaco di Sandona di Piave, Andrea Cereser, a lanciare l'allarme e a ricordare ai detrattori del blocco del traffico che cosa significano veramente questi provvedimenti. Inviterei queste persone a fare un giro nei reparti in ospedale, soprattutto nella parte legata, che ne so, alla medicina, e vedere quali problemi respiratori in realtà comportano a breve e anche a lungo termine queste condizioni dell'aria, della qualità scarsa, insomma. Per cui, se è anche vero che non si vedono i PM10 o le polveri sottili nell'aria, in realtà ci sono e fanno danni. In terraferma saranno in vigore fino al prossimo giovedì 17 gennaio le limitazioni più stringenti. Coinvolgeranno in tutta l'area veneziana quasi 63.000 veicoli, compresi gli oltre 2.600 commerciali Euro 4. Nell'area mestrina in particolare un mezzo su due rischia di restare in garage, visto il parco mezzi di quasi 112.000 veicoli. Situazione leggermente meno drammatica in quel di Sandona di Piave. Stranamente la città di San Donà con il comune di Chioggia rispetto agli altri comuni della città metropolitana presenta delle condizioni leggermente migliori. In ogni caso penso sarà inevitabile comunque non alzare di un grado di allerta, diciamo, la situazione, con provvedimenti che riguardano il traffico, che riguardano il tema del riscaldamento nelle case e che renderemo noti nei prossimi giorni.